Come vivere insieme? A questa domanda cerca di dare una risposta la Mostra internazionale di architettura curata da Shin Sarkis tra i padiglioni dei giardini e l'Arsenale. Ieri il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto, ha presentato insieme al direttore la manifestazione che ha già fatto un pieno di entusiasmo. I paesi partecipanti sono 61, che gli architetti presenti sono poco meno di 120, che ci sono solo 3 padiglioni e installazioni che saranno pronte solo a giugno, che abbiamo avuto un numero di stranieri accreditati molto forte, avrò i dati fra pochissimo, quindi sono dei numeri molto confortevoli. Come l'anno scorso per la mostra del cinema avevamo fatto una ipotesi di cautela, pensando a un 30% delle presenze abituali che poi sono diventate il 60%, ci auguriamo che anche per l'architettura succeda la stessa cosa. La prima giornata, che era dedicata alla preview stampa, è andata sicuramente bene, perché oggi abbiamo letto degli articoli molto favorevoli sull'impostazione della mostra e mi sembrava anche che ci fosse il piacere di ritrovarsi, come lo sarà immagino per il pubblico di visitatori che oggi viene, quindi do un giudizio super positivo. La Biennale di Architettura verrà inaugurata al pubblico sabato e rimarrà aperta fino al 21 novembre. Domani pomeriggio l'apertura del Padiglione Italia, in cui è data per probabile anche la presenza del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Chi verrà a vedere la mostra, dico, prendi questa esperienza come un passo ulteriore nel cercare di mettere in pratica le buone intenzioni che all'inizio di questa vicenda sanitaria tutti abbiamo fatto, e quindi il primo passo è quello del rispetto degli altri, del cercare la convivenza come un fatto voluto e non un fatto imposto.